Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Maxi sequestro di droga a Catania, i 24 kg di cocaina scoperti avrebbero fruttato 5 milioni di euro. Arrestato il corriere di una ditta di spedizioni che trasportava sul furgone 2 pacchi provenienti dalla Spagna. Con un'auto d'epoca piomba sull'isola pedonale a Sciacca nell'Agrigentino e travolge una famiglia di turisti tedeschi, gravissima una donna. Caldo e afa, almeno fino a sabato. A Palermo ancora bollino rosso, stop al razionamento idrico e alla circolazione delle carrozze anche oggi. In allerta anche la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania per l'emergenza incendi. A Porto Empedocle tutto pronto per l'attivazione del dissalatore. Oggi la simbolica apertura del rubinetto del presidente della regione Schifani durante il sopralluogo nel paese dell'Agrigentino. Da agosto l'acqua, dice, sarà nelle condutture. Coro di proteste contro la bozza della nuova rete ospedaliera. Dopo il confronto in Commissione Sanità all'Ars arriva l'ennesimo parere negativo e piovono le richieste di ritirarla. Agrigento dedica il nuovo solarium degli dei a Patrizia Russo, l'insegnante uccisa dal marito già condannato all'ergastolo. Nella frazione San Leone, un luogo simbolico dunque di memoria e speranza. Calcio, Antonio Palumbo già al lavoro con Inzaghi in Valle d'Aosta, casacca rosa-nero in vista anche per il difensore Bani. Serie C, sfoltire gli organici è l'obiettivo delle siciliane. Il Catania pensa a rinforzare il centrocampo. Vallocchia nel mirino del DS Pastore. Bentrovati a Catania. La Guardia di Finanza ha arrestato il corriere di una ditta di spedizioni che trasportava sul furgone 2 pacchi provenienti dalla Spagna. All'interno 24 kg di cocaina che avrebbero fruttato, se immesse sul mercato, ben 5 milioni di euro. Emanuela Corsi. 2 pacchi provenienti dalla Spagna da consegnare ad un catanese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il destinatario era inesistente e che all'interno dei colli erano nascosti 24 kg di cocaina. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un corriere dipendente di una nota società di spedizioni che a bordo di un furgone era intento alla consegna della droga. L'operazione è il risultato di un'attività delle Fiamme Gialle sulle spedizioni in arrivo via aerea nella provincia etnea, che ha consentito di individuare i 2 colli sospetti provenienti dalla Spagna e destinati ad un soggetto inesistente. Nel momento in cui i pacchi sono stati caricati su uno dei furgoni del corriere è stata avviata l'osservazione a distanza per verificare se la consegna andasse effettivamente a buon fine. In realtà il veicolo ha iniziato a girovagare per la città con cambi di direzione e svolte improvvise fino a giungere in una zona diversa dal luogo di consegna indicato sulla spedizione. Fermato il mezzo e ispezionato, sono stati rinvenuti all'interno 20 panetti di cocaina che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. A Palermo è stato trovato il corpo del turista polacco di 33 anni disperso da ieri nel mare di Ciammarita a Trappeto. Il giovane era entrato in mare con alcuni amici ma non era tornato a riva. Il corpo è stato recuperato dai militari della Capitaneria di Porto e viene trasportato proprio in questi minuti a terra. Il medico legale eseguirà l'ispezione cadaverica e il PM di turno valuterà se eseguire o meno l'autopsia sul cadavere. Andiamo a Sciacca, un dramma si è consumato, un'auto d'epoca è piombata sull'isola pedonale travolgendo una famiglia di turisti tedeschi, una donna è tuttora gravissima, ma sentiamo Davide Sardo. Tragedia sfiorata nel cuore di Sciacca. Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per una famiglia di turisti tedeschi travolta da un'auto piombata sull'isola pedonale di via Roma. Al volante un uomo di 70 anni residente a Sciacca che era alla guida di un veicolo d'epoca. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da un guasto tecnico. Il mezzo avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo sulla zona riservata ai pedoni. Gravissime le condizioni di una delle 3 vittime, una donna subito soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II. In seguito è stata trasferita d'urgenza al Policlinico di Palermo. Ferita anche un'altra donna, ora ricoverata nel reparto di ortopedia. Illeso, ma sotto shock, il terzo componente della famiglia, l'autista
vista, rimasto lievemente contuso, è stato ascoltato dalla polizia municipale. Toccherà ora alle indagini chiarire esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici per verificare le condizioni del veicolo. E veniamo adesso al caldo incendi, ma da domenica le temperature scenderanno e nell'isola si registrerà un calo termico di parecchi gradi, fino a 10 gradi in meno. Intanto anche per oggi Palermo è bollino rosso, mentre giallo a Messina e Catania. Marco Gullà. Il caldo avvolgerà la Sicilia almeno fino a sabato, poi da domenica le temperature scenderanno con un calo termico di almeno 10 gradi. A Palermo anche oggi bollino rosso, il termometro, come ormai accade da giorni, oscilla tra i 35 e i 38 gradi. Stop al razionamento idrico in alcuni quartieri e stop alla circolazione delle carrozze anche per la giornata di oggi. Turisti in giro per il capoluogo, ma con accortezza, acqua e ventagli fanno parte del bagaglio per le passeggiate. Caldo e purtroppo anche incendi. Anche per oggi prevista un'elevata pericolosità per rischio roghi in 4 province della Sicilia. Allerta rossa a Palermo, Enna, Caltanissetta e Catania. Ieri 30 incendi in tutta l'isola, per fortuna con conseguenze non gravi. La rinfrescata e l'instabilità prevista da domenica potrebbe però aprire la strada a nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni, una nuova circolazione depressionaria potrebbe raggiungere il sud già da lunedì, ma le temperature non saranno certamente quelle di questi giorni. E ne parliamo adesso degli incendi cui il collega Gullà accennava nel suo servizio, su questa emergenza che resta tale a prescindere dalle temperature registrate. E abbiamo sentito il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, ci conferma che serve attenzione e prevenzione, poiché tra l'altro la maggior parte dei roghi non avviene per autocombustione, si tratta di roghi dolosi o colposi. Sentiamo Tonino De Mana. In allerta anche la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, alle prese con l'emergenza incendi. Uomini e mezzi pronti all'intervento, anche se si tira un po' il fiato dopo il tour de force registrato nelle ultime 48 ore con gravi criticità rilevate, specie in provincia. Abbiamo avuto delle criticità particolarmente nella zona del Calatino, la zona del Belpasso, la zona di Paternò, Randazzo. Il vostro lavoro a volte raddoppia a causa della mancanza di prevenzione e mi riferisco alle tante aree incolte. È stata fatta un'azione capillare di informazione da parte del comando provinciale, da parte ovviamente anche della prefettura e delle altre istituzioni, per invitare anche i singoli cittadini a tenere pulite in un raggio di 15-20 metri dalle abitazioni, dai centri commerciali, dalle attività industriali, da sterpaglie. Si parla tanto di incendi e di autocombustione, possiamo sfatare questo mito? Sì, io lo sfaterei assolutamente. Negli incendi di vegetazione, negli incendi di bosco è un caso assolutamente estremamente raro. Perché l'uomo brucia i terreni? Questa è una bella domanda, è una domanda che dovremmo rivolgere a chi ci mette la mano. Diciamo che in molte situazioni possiamo parlare di azioni colpose. E poi ci siete voi, con le carenze d'organico, e siete costretti a fare doppi turni per fronteggiare l'emergenza. Sì, in questi giorni in particolar modo noi abbiamo un raddoppio dei turni in tutte le sedi di servizio della provincia di Catania, in virtù del fatto che il bollettino della Protezione Civile Regione Siciliana dà un livello di attenzione, quindi un livello rosso, e quindi in questi casi abbiamo la possibilità in maniera cautelativa di raddoppiare il personale ed essere pronti. Telefoni che squillano in continuazione, la lunga estate dei Vigili del Fuoco è soltanto all'inizio. E adesso ci occupiamo dei dissalatori. Questa mattina a Porto Empedocle il presidente della regione Schifani ha effettuato un sopralluogo a sorpresa nel sito che per primo appunto entrerà in funzione. Ecco il racconto della giornata e cosa cambierà per i cittadini. GR Italia. Eccola qua. Bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento da bere, 120 litri al secondo entro i primi di agosto. Un rubinetto simbolico aperto da Renato Schifani, presidente della regione siciliana, per dare il via questa volta per davvero all'arrivo dell'acqua dissalata in rete. Dovrebbe essere proprio Porto Empedocle il primo dei 3 impianti mobili a entrare in funzione. A sorpresa questa mattina Schifani ha visitato il sito accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Verifica dei lavori, test finali completati e primi litri d'acqua pronti per la distribuzione. Sono 3 in tutto i dissalatori mobili finanziati dalla regione siciliana con
con 100 milioni di euro, oltre a quello dell'Agrigentino altri 2 a Gela e a Trapani. Proprio nello stesso momento a Gela il sottosegretario con delega al CIPES, Alessandro Morelli, visitava l'impianto gemello. Una grande operazione fatte in tempi altrettanto brevi, e quindi complimenti a tutti gli operatori che si sono messi in campo e insomma merito anche del governo, che da subito ha finanziato questa importante operazione che darà da bere a milioni di siciliani. Tecnologia avanzata, osmosi inversa, filtri ad alta efficienza. Ogni impianto è in grado di produrre fino a 96 litri di acqua potabile al secondo. Costruiti in soli 120 giorni dall'azienda spagnola Acciona, saranno gestiti da Siciliacque, società del gruppo Italgas. Oltre agli impianti mobili, la Regione ha finanziato anche il potenziamento del dissalatore fisso di Porto Empedocle, un'azione che punta a garantire maggiore sicurezza idrica in un momento in cui l'emergenza siccità ha colpito duramente l'isola. Non è sicuramente la soluzione definitiva, ma un primo passo importante. L'obiettivo è chiaro: evitare che l'emergenza acqua torni a mettere in ginocchio i siciliani. E c'è un coro di proteste che si allarga contro la bozza della nuova rete ospedaliera in Sicilia, dove il confronto in Commissione Sanità all'ARS arriva dunque l'ennesimo parere negativo e piovono le richieste di ritirarla. Manlio Viola. Ritirate quella bozza di revisione della rete ospedaliera in Sicilia. È un coro quasi unanime quello che arriva da tutte le parti politiche, dai sindaci, dalla maggioranza, dall'opposizione, dalla Commissione Salute. La bozza di revisione dei posti letto sembra l'ennesimo pomo della discordia, e ieri la Commissione Sanità dell'ARS ha detto di no, anche se il parere non è vincolante. In teoria la Regione può andare avanti, ma deve fare i conti sulla contrarietà praticamente di tutti. Ma cosa cambierebbe per i cittadini siciliani? In totale 367 posti letto in meno rispetto al periodo prima del Covid, questo perché la popolazione residente in Sicilia è diminuita. Ma con l'occasione il nuovo piano cambia la distribuzione, ed è su questo che scoppiano le polemiche. Nel catanese la disfida è tutta su Paternò, che fa la parte del leone e guadagna nel complesso 41 posti letto, ma a discapito di Bronte, Caltagirone, Giarre e Militello Val di Catania. In particolare Bronte perderebbe 30 letti, Caltagirone 12, Militello 14. L'altro scontro è nel sud-est, in provincia di Ragusa, 50 posti letto in più a Vittoria, 36 in meno invece a Scicli, e c'è l'ipotesi di un potenziamento all'ospedale di Modica. A Siracusa nel complesso 12 posti letto in meno, si tratta di un taglio di 16 fra Avola e Lentini, solo parzialmente compensati dai 4 in più assegnati all'ASP di Siracusa, ma tutto il sistema è incentrato intorno al nuovo ospedale di Siracusa, che ancora però non esiste. Nel trapanese scontro fra Trapani, che perde posti letto, Marsala e Mazzara che se li contendono, protesta a Castelvetrano, mentre a Pantelleria scompare del tutto il reparto di ostetricia sull'isola. Un elenco che può continuare all'infinito, provincia per provincia e città per città. Solo Palermo guadagna posti letto quasi ovunque. Adesso veniamo alla querelle sui consorzi di bonifica. Cosa sono? Si occupano di gestione delle acque per l'irrigazione in agricoltura. In Sicilia gli enti sono commissariati da anni. La riforma appunto sui consorzi è stata appena bocciata all'ARS. Cosa sarebbe cambiato in caso contrario? Sentiamo Luca Ciliberti. La bocciatura della legge sui consorzi di bonifica in Sicilia è stata subito derubricata come schermaglia politica tra gruppi di opposizione e maggioranza e all'interno della stessa maggioranza di centrodestra. Eppure la riforma, da tutto il comparto agricolo ritenuta necessaria, avrebbe messo ordine a un settore per troppo tempo parcellizzato e commissariato da oltre 30 anni. La proposta arrivata in aula all'ARS prevedeva la costituzione di 4 nuovi consorzi di bonifica, liquidando una dozzina di vecchi consorzi. I nuovi consorzi, nell'idea del legislatore, avrebbero accentrato i servizi, riequilibrato la distribuzione del personale e le risorse idriche, così che ogni singolo consorzio avrebbe avuto un quadro complessivamente più chiaro dell'area vasta di gestione. Lo stallo istituzionale acuisce una situazione già critica e alimenta malumori in tutto il comparto. Un appello al Presidente Schifani, un appello a tutti i capigruppo dei partiti perché questa scellerata scelta che è stata fatta con la bocciatura della legge di riforma venga ripensata. Mentre in altre regioni i consorzi funzionano con principi di autogoverno e sussidiarietà, in Sicilia restano soggetti a una gestione straordinaria che impedisce la pianificazione e l'innovazione, ostacolando ogni prospettiva di sviluppo sostenibile. Certo, poco chiara appariva la copertura finanziaria per far fronte a monte debiti accumulato fino ad oggi dai fornitori in tutta la Sicilia. E noi non possiamo immaginare che tutto questo venga affidato a nessuno.
A commissari che non possono farlo non si può togliere il futuro e la speranza alle imprese e ai cittadini siciliani. Il presidente Schifani ha ribadito che dopo l'estate la riforma tornerà in aula. Vedremo cosa resterà dei 36 articoli contenuti nel testo appena bocciato. Partirà da Torino il 30 luglio il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla regione siciliana in collaborazione con Trenitalia per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord anche in occasione delle vacanze estive. Il viaggio di ritorno è previsto per il 23 agosto. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi sui canali ufficiali di Trenitalia. Adesso a Catania fuoco, fiamme e degrado. A distanza di 20 giorni dall'incendio in via Maraffino resta in bella mostra una montagna di rifiuti. Abbiamo sentito i residenti della zona. Tonino De Mana. Prima l'incendio, domato poi un altro incendio ed infine cumuli di detriti tirati fuori dall'immobile e lasciati nel bel mezzo di via Marraffino a San Berillo nel centro storico di Catania. Catastri inerti rimossi con un mezzo speciale proveniente da Palermo e lasciati in bella mostra dal 4 luglio scorso, giorno in cui le fiamme hanno avvolto questo fatiscente palazzo. Ed è qui che la burocrazia ci mette lo zampino con un rimpallo di competenze che paralizza ogni cosa. Ci sono edifici abbandonati, proprietari che non si vedono e quindi è difficile capire come agire. Sicuramente se questa situazione fosse successa in Corsa Italia in Viale 20 Settembre sono più che certa che non sarebbero stati 20 giorni ma al massimo 20 ore per riuscire a risolvere la situazione. Qui a volte si pensa che non ci abita nessuno, non c'è nessuno e quindi possono permettersi di fare quello che vogliono. Oltretutto col senso anche di frustrazione per cui chiamando agli uffici, segnalando, non si ha nessuna risposta. Mentre si lavora alla riqualificazione del quartiere non si capisce chi debba rimuovere la montagna di rifiuti. Da 20 giorni che noi segnaliamo a comune, diciamo a tutti gli uffici, le uniche risposte le abbiamo avute dalla Gema che ci ha detto che essendo inerti non è di competenza della Gema risolvere questo problema e nessun altro a varie PEC e segnalazioni che abbiamo fatto ci ha dato risposta. Ma i solleciti al momento restano lettera morta. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi faremo conoscere un nuovo solarium, si chiama il Solarium degli Dei, che ha una dedica davvero speciale. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 a San Leone, frazione balneare di Agrigento, nasce il Solarium degli Dei, dedicato a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza. Sentiamo Davide Sardo. È stato intitolato a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza, il Solarium degli Dei, nuovo spazio pubblico inaugurato a San Leone, frazione Agrigento, un angolo di Piazzale Giglia, un fazzoletto terreno comunale bonificato e attrezzato con panchine e sdraio affacciate sul mare per ricordare l'insegnante agrigentina uccisa dal marito condannato all'ergastolo nei giorni scorsi. Presenti autorità civili e militari, tra cui il prefetto e il sindaco, che ha fortemente voluto il progetto. È importante che chi viene qua, sì, è vero che si rilassa, si prende il sole, ma è anche vero che legge il cartello, legge anche la tabella e ricorda Patrizia Russo e tutte le donne vittime di violenza di genere. Questo spazio cittadino in una località balneare fa sì che i cittadini che lo frequentano possano avere modo di ricordare la concittadina Patrizia Russo, ma nello stesso tempo essere sensibilizzata al massimo su questo fenomeno assai diffuso in tutto il territorio nazionale. Un luogo simbolico di memoria e speranza, dove il dolore si trasforma in impegno concreto contro ogni forma di violenza. Cambiamo decisamente argomento, visita palermitana della pop star Dua Lipa, che su Instagram posta le foto del capoluogo tra gite in barca, visite, monumenti, cene e aperitive. La dedica poi a Palermo nel mio cuore, scatena i fan siciliani. Emanuela Corsi. Palermo in my heart. Con questa dedica la pop star britannica Dua Lipa posta le foto della sua vacanza a Palermo e manda in delirio i fan siciliani. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 88 milioni di follower, la cantante di origini kosovaro-albanesi ha pubblicato una galleria della sua vacanza d'amore in Sicilia in compagnia del futuro marito, l'attore Callum Turner.
Negli scatti si vedono le vie del centro storico, gite in barca, visite della coppia all'interno di prima o poi non scelga la Sicilia anche per una tappa del suo tour mondiale, per la gioia dei fan dell'isola. Anche quest'anno Legambiente ha bocciato il mare siciliano. Il 44% dei campioni analizzati è risultato inquinato. A minacciare il mare la mancata depurazione, gli scarichi abusivi, l'inquinamento, l'abusivismo edilizio. Lorena Dolci ne parlerà oggi nel Focus in onda dopo il nostro telegiornale. Ospiti il responsabili di Legambiente, Tommaso Castronovo e Martina Giliberto. L'appuntamento dopo il TG alle 14.30 su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi di testo via WhatsApp possono giungere al 342 74 55 005. Ci fermiamo ancora, poi c'è il calcio. Siamo al calcio. Dopo Antonio Palumbo, a breve anche il difensore Bani si legherà al Palermo, un mercato dunque altisonante per il club rosanero che punta alla Serie A. Marco Gullà. Telenovela finita, Antonio Palumbo è ufficialmente un giocatore del Palermo, fumata bianca o meglio rosanero. Palumbo lascia il Modena e si accasa al Palermo mentre Di Mariano fa il percorso inverso. Lascia il Palermo pure Insigne che va all'Avellino, ma il DS Carlosti non si ferma e a breve formalizzerà con il Genoa l'acquisto di Mattia Bani, difensore d'esperienza, capitano dei Grifoni, convinto dal Palermo e dal progetto City Group. Bani non si è allenato con il Genoa e raggiungerà il ritiro del Palermo quando la trattativa sarà definita. Intanto tra le note positive della preparazione dei siciliani a Châtillon c'è sicuramente il francese Jérémy Ledoiron con 5 gol segnati in 2 amichevoli. Iniziamo questa nuova stagione con grande voglia e ambizione. La Valle d'Aosta offre un contesto ideale per lavorare al meglio. Con la squadra e con il nuovo staff siamo tutti pronti a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi terza amichevole per il Palermo che alle 18 affronterà la Nuova Sondrio, squadra che milita nel campionato di Serie D. E adesso il calciomercato per le siciliane di Serie C. Ci fa il punto Francesco Triolo. Primo punto, sfoltire la rosa sembra il motivo dominante di questo periodo per tutte le squadre siciliane. L'ultima operazione in uscita del Catania è il prestito al Budone in Serie D del 18enne portiere Domiziano Tirelli lo scorso anno al Siena. Ma sono troppi i giocatori fuori dal progetto tecnico ancora sotto contratto e per i quali si sta cercando la risoluzione o la cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta per il quale si sta discutendo col Crotone, e Teio, destinato al Sud America dopo aver risolto il contratto, e degli attaccanti Marsura e Montalto, tutti profili forti di ingaggi di rilievo e quindi non semplici da congedare. Ci sono poi Chiarelle e Bocic al momento a Norcia, ma nella lista dei possibili partenti Bocic potrebbe andare al Siracusa. Il Catania però ha anche una priorità in entrata, quella di rafforzare il centrocampo. Il primo nome della lista resta Andrea Vallocchia della Ternana. Nelle ultime ore il DS Pastore è tornato a farsi avanti nel tentativo di chiudere la trattativa. La prima alternativa è un altro centrocampista della Ternana, il 26enne Salvatore Aloi. Per la difesa è stato fatto un sondaggio per Daniele Celiento del Trapani, in avanti piace Marco Tumminello del Crotone che però lo lascerebbe partire solo di fronte ad un'offerta importante. Fase di sfoltimento anche a Siracusa, come testimoniano le risoluzioni di Sarao e di Grazia che ha già firmato con la Regina. Oggi arriva il difensore Catena, ufficializzato ieri il prestito dal Cagliari per affiancare Farroni in porta, e in fase di valutazione da parte dello staff tecnico il portiere Brian Bonucci che si sta allenando con la squadra. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con il telegiornale alle 19. Vi lascio adesso al nostro Sicilia 24 Focus, curato oggi da Lorena Dolci. A tutti un buon pomeriggio.